Euroregione.news. Benemerenze a Rivignano Teor 2023. Il comune di Rivignano Teor ha istituito le civiche benemerenze al fine di indicare la pubblica estimazione e l'attività di tutti coloro che, nell'ambito cittadino, si sono particolarmente distinti. La giunta comunale, con la vice sindaco reggente Vanessa Vello, per l'anno 2023 ha conferito i bronzetti per civica benemerenza. Ci troviamo nell'auditorium di Rivignano e abbiamo appena terminato una serata molto importante per l'amministrazione comunale di Rivignano Teor, che è la conferenza stampa di fine anno e la consegna delle civiche benemerenze, bronzetti per civica benemerenza 2023. È stata una serata molto emozionante, 4 i premiati tra persone, associazioni e realtà produttive locali, e una grandissima partecipazione di pubblico. Ha apprezzato le scelte dell'amministrazione comunale, che anche quest'anno hanno davvero scelto persone e realtà che con il loro agire, la loro attività e la loro vita, il loro esempio hanno determinato un beneficio sia per la nostra comunità che per il buon nome del nostro comune di Rivignano Teor. Al termine di questa bella serata entusiasmante per l'amministrazione comunale di Rivignano Teor, i migliori auguri, i più sinceri auguri di buone feste, buon Natale, buon anno nuovo e gli auguri di buona salute, con la speranza che questo 2024 possa davvero portare a tutti noi solo cose positive e lasciandoci alle spalle ciò che di negativo e di impegnativo ci ha riservato questo 2023, che comunque è stato un anno avvincente, e durante la conferenza stampa di fine anno abbiamo ripercorso attraverso moltissime immagini tutti i vari momenti che abbiamo vissuto intensamente questo 2023. Da Rivignano per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news.